Adesso diamo la parola al segretario dei pensionati, Iandotto Andrea. Noi come partito pensionati, la prima volta che ci siamo visti, io e Angelo, abbiamo parlato di contenuti, non abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato di contenuti politici da effettuare, da svolgere per Portogruaro, non abbiamo parlato di clientelismo, non abbiamo parlato di sedie, non abbiamo parlato di tutto questo, ci siamo stretti la mano subito e ci siamo fiutati e abbiamo detto sì, sei una brava persona a vicenda. La fase che sta attraversando Portogruaro è una fase cruciale che purtroppo in altre parti d'Italia si è già verificata, purtroppo proprio a noi abbiamo questo brutto onere. Io auspico che un giorno vengano cambiate queste leggi, non è possibile che venga votato dai cittadini un intero consiglio comunale di una certa area e che poi tramite anche sistemi, altri tipi di sistema, il sistema di battere alla porta e vedere chi è andato a votare, chi non è andato a votare nei seggi elettorali, e questo grazie a taluni compagni, è un fatto importante. Non è possibile che si voti un consiglio comunale di centrodestra e poi in definitiva si debba andare al voto. Abbiamo un sindaco che si esprime in centrosinistra, questo non è possibile. Io credo che pur essendo il voto democratico questo non è possibile, c'è uno stornimento degli elettori probabilmente. Portogruaro, qui vicino abbiamo Concordia Sagittaria, comune che l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non ricordo, ha avuto lo stesso il commissario prefettizio e mi sembra che Concordia Sagittaria non è che sia andata in fallimento, non è che le varie persone non siano state dimenticate da un commissario prefettizio, uomo di istituzione. Io personalmente sono un uomo pure io di istituzione, non credo che un commissario straordinario, un commissario prefettizio non faccia il bene della cittadinanza, anzi andiamolo a chiedere ai cittadini di Concordia. Poi per quanto riguarda i temi del partito pensionati, è da rivedere l'assessorato ai servizi sociali, è da rivedere, totalmente da rivedere, e qui mi riaggancio al clientelismo che si è posto in tutti questi anni, nei 10 anni, nei 15 anni con la giunta di Bertoncello, e che poi hanno fatto solo capolino i 2 casi, Pigozzo e Carlino, altri 2 casi che sono da far luce e da scoperchiare. Grazie. Grazie Andrea, adesso